L'intelligenza amorevole dei veri artisti ha spesso la capacità di anticipare il futuro, nel bene e nel male. Bruno Bozzetto, nel 1973, ha fatto vivere al suo celeberrimo personaggio dei cartoni animati, il signor Rossi, la Venezia da incubo di oggi, senza che i veneziani, nei 35 anni trascorsi da allora, abbiano saputo fare nulla per dare un corso diverso alla storia della loro città. Anzi, l'hanno addirittura peggiorata. Vediamo qui. Abbiamo le grandi navi da turismo, quelle che passano dal canale del Lido e che arrivano fino in marittima a Venezia, le navi container e le petroliere che vanno o a Porto San Leonardo oppure in zona industriale sulle banchine del petrolchimico e degli altri stabilimenti industriali. In futuro c'è un progetto per far entrare nella laguna di Venezia anche le maxi navi cerealicole. Attualmente nel progetto delle navi cerealicole si parla, nel progetto presentato dall'autorità portuale di Venezia, di una profondità media di meno 14 metri. Qualcuno dice che il pescaggio delle navi ha bisogno di profondità ancora maggiori, si parla di meno 15 metri di profondità. Attualmente il canale nel suo percorso più ampio, nella prima parte è intorno a meno 13 metri e nelle zone più vicine alla zona industriale di Porto Marghera è intorno ai 9-10 metri. Un maggior numero di passaggi di grandi navi significa aumento del moto ondoso e spostamento di enormi masse d'acqua corrispondenti al volume sommerso delle navi, che colpiscono con effetti disastrosi i fabbricati e i fondali di tutto il bacino San Marco e di tutti i canali collegati. Il moto ondoso, che sono praticamente le onde provocate dai motoscafi in genere, dai mezzi a motore e nel nostro caso dalle navi che entrano nel bacino di Venezia, è l'equivalente della distruttività di un tir che passa all'interno di un centro urbano, perché il moto ondoso, queste onde hanno una grande forza dinamica e provocano conseguenze assai preoccupanti su molte cose, ma soprattutto modificano, ed è un elemento drammatico, la forma del fondo della laguna, quella che noi chiamiamo usualmente la morfologia. La laguna non è piatta, essendo praticamente un sistema vivente, ha un fondale molto variegato, ha dei canali molto profondi, più o meno profondi, delle zone molto basse e delle zone emerse. È l'insieme di queste diversità di profondità che permettono una vita organica molto variegata che consente un'autodepurazione dell'acqua. Modificare la forma di questo fondale, quindi quella che viene chiamata la morfologia, diventa drammatico ed il primo elemento che viene distrutto dalle grandi onde, cioè dal moto ondoso, che anche le navi che in superficie sembrano non fare onde, ma che nel profondo rullano il fondale, diventa un problema drammatico. Il moto ondoso, anche con le onde e soprattutto con le onde sommerse, quelle profonde, penetra nelle fessure tra mattone e mattone oppure tra pietra e pietra, che ci sono sempre perché Venezia si muove leggermente e continuamente, è flessibile, e va a svuotare la parte di terra, anzi va a togliere la sabbia sottile sifonandola, portandola nel canale. Questo problema è drammatico perché lentamente scava delle voragini che non si vedono e poi improvvisamente a Venezia noi abbiamo assistito a dei crolli, dei buchi sulle strade.
Il Consorzio Venezia Nuova, al quale non si riesce ancora a capire, o si capisce molto bene, vengono appaltati la gran parte dei lavori di cosiddetta salvaguardia della città. Recentemente ha rifatto tutta la parte sull'acqua della riva degli Schiavoni attaccato alla piazza di San Marco e guarda caso, appena finiti i lavori, c'è stato un cedimento. Il ponte della Paglia oggi ha una fessura di 1 centimetro che lo attraversa longitudinalmente e sarà un caso, ma non ci credo, un grande blocco di pietra, mi pare di pietra rosa, è caduto a terra da una grande altezza sul Palazzo Ducale. A me sembra che questi elementi siano dei segnali che vanno colti immediatamente, da un lato riducendo in maniera drastica il moto ondoso, che vuol dire riorganizzare la mobilità e i sistemi che la producono, dall'altra vietando alle grandi navi di entrare nel bacino di San Marco costruendo, ove serva, dei porti esterni come fanno la gran parte ormai delle città d'acqua. Venezia è flessibile e si adatta, essendo costruita sul fango e su pali che sono infissi dentro il fango, si adatta ai movimenti che il suo fondale continuamente fa. L'esempio più classico è stato quando è stata investita da onde di terremoto, l'ultimo dei quali ho potuto anch'io, verificare, quando c'è stato il grande terremoto nel Friuli, dove tutta la città si è mossa in maniera flessibile, qualche crepa, nessun crollo. Nel vecchio modo di costruire anche i grandi palazzi, quelli che ancora, e non casualmente, sono conservati, i muri portanti erano spesso scollegati tra loro per permettere dei cedimenti differenziati. Riva dei Sette Martiri, che voglio ricordarlo, è la prosecuzione della strada che noi chiamiamo la Riva degli Schiavoni, è stata costruita con dei cassoni in cemento armato. Quindi sono dei cassoni affondati sui quali poi posano i muri di contenimento della terra che formano la strada stessa. Sono cassoni molto grandi e rigidi, collegati uno all'altro. Anche qui può avvenire in maniera macroscopica questo problema che le onde passano tra cassone e cassone, entrano dalla parte della terra e svuotano la sabbia sottile, creando delle voragini. E penso che abbiamo capito un po' tutti che lo spostamento d'acqua quando passa uno di questi mostri è immane. E effettivamente io poi oltretutto che lavoro in barca molto spesso mi trovo anche la mattina durante i periodi di bassa marea che quando magari sono legato che sto scaricando la merce dall'imbarcazione e praticamente il canale tutto improvvisamente si riempie d'acqua e poi velocissimamente, come se fosse un fiume, viene risucchiata. L'approfondimento dei canali per il transito delle grandi navi produce un altro grande problema. Dove si smaltiscono i fanghi escavati? Da quando è stata costruita la zona industriale abbiamo 60 anni di inquinamento delle acque che ha compromesso profondamente la qualità dei sedimenti, per cui sono inquinati a livello differenziato. Nel progetto presentato dall'autorità portuale, che è relativo solo al canale di Petroli e arriva fino a tutta la zona industriale, per cui per tutto quel percorso mezzo metro vale 1.300.000 metri cubi di fanghi. Il progetto complessivo comporta una produzione di fanghi di 6 milioni e mezzo di metri cubi. Questi 6 milioni e mezzo di metri cubi verranno collocati su 3 posizioni principali. Abbiamo il vallone Moranzani, che praticamente è un percorso di lungo 2 km e alto 14 metri, per cui verrà fatta questa collina completamente artificiale che conterrà 2 milioni e mezzo di metri cubi di fanghi.
Poi abbiamo 3 milioni di metri cubi che verranno collocati nell'isola delle Trezze, che era molto contenuta in dimensioni e l'altezza era diciamo un metro sul livello del mare. Attualmente la sua dimensione è stata raddoppiata e l'altezza praticamente siamo arrivati a una ventina di metri sul livello del mare. La terza soluzione è quella dell'ampliamento e della costruzione di una nuova banchina nella banchina dei Sali in zona industriale di Marghera. Nel progetto relativo alle opere del progetto Mose, cassoni, ricalibratura delle bocche di porto, abbiamo una produzione minima di 5 milioni di metri cubi e massima di 8 milioni di metri cubi. Verranno collocati nella costruzione di alcune barene del tutto artificiali. La prima tranche di un progetto che è stato approvato in Commissione Salvaguardia qualche mese fa è quella della costruzione di una nuova barena che dovrebbe collocare 1.300.000 metri cubi di fanghi in una zona dove tradizionalmente le barene non esistevano. C'era acqua bassa, ma le barene non esistevano. Allora si vuole fare una maxi barena tra Murano e Sant'Erasmo. Si andrebbe a costeggiare tutto il canale dei Marani, che è quello di fronte proprio all'Arsenale di Venezia e che è limitrofo anche al cimitero di San Michele. Abbiamo già visto adesso con i primi lavori di scavo delle opere relative al Mose che le maree sono aumentate in frequenza e anche in altezza, in periodi nei quali tradizionalmente le alte maree a Venezia non c'erano. Avere alte maree in luglio-agosto a Venezia era rarissimo, adesso è quasi la norma. Procedendo con l'escavo ulteriore che abbiamo citato prima, sicuramente si modificherà ancora di più questo fenomeno, per cui avremo maree sempre più frequenti e con altezze, diciamo, aumentate. I maggiori scavi programmati comportano dunque gravissimi dissesti dell'assetto idrogeologico della laguna. Ma la convivenza con le grandi navi cosa comporta per i cittadini veneziani? Che succede quando a Santa Marta arriva una mega nave passeggeri? E fanno le feste fino alle 3 di mattina. Io ad esempio, che non ho la vetrocamera, quindi non ho le finestre spesse, va bene, mi trovo che io ho la nave in casa fino alle 3-4 di notte. Ho una bimba che ha 1 anno. Il traffico portuale, marittimo e turistico in questi ultimi 2-3 anni è aumentato in maniera considerevole e ormai abbiamo queste gigantesche navi di 300 metri con 1 migliaio di cabine che per l'amor del cielo porteranno soldi all'indotto economico turistico della città. Però cominciamo a avere noi come abitanti qua di Santa Marta cominciamo ad avere dei seri problemi, in quanto nell'arco della settimana ormai prima una volta venivano 1-2 giorni a settimana, adesso soprattutto d'estate li abbiamo praticamente 4-5 giorni in continuo e 4-5-6 navi alle volte, sono navi quasi da 300 metri, sono ormeggiate dentro al porto con la conseguenza di motori e gruppi elettrogeni accesi 24 ore su 24. Allora d'estate ormai è praticamente impossibile rimanere con le finestre aperte, perché è come se avessimo un'automobile accesa in sala da pranzo o in cucina o dove soggiorniamo. Andiamo allora a vedere la composizione di questi gas e i loro effetti sulla salute dei cittadini. Quando vi è una combustione di prodotti organici, idrocarburi, in particolare di benzine, in particolare di gasolio a medio e alto tenore di zolfo, vengono emesse nell'atmosfera tutta quanta una serie di polveri. Polveri che si definiscono normalmente PM10 o PM2,5 e attualmente ci stiamo accorgendo della pericolosità di queste polveri
ed vengono emesse anche altre sostanze inquinanti, come nel caso di zolfi, che si chiamano normalmente SOX. Sono anidride solforosa e anidride solforica. Sono una serie di polveri che hanno, quando si parla di PM10, una granulometria tra 0 e 10 micron. Tenete presente che un cappello è circa 50 micron, quindi sono praticamente un quinto rispetto a un cappello. Quali sono le caratteristiche di queste polveri? Essendo estremamente sottili, fluttuano nell'aria e quindi sono facilmente respirate dagli organismi viventi. Queste polveri sottili funzionano come delle spugne. Quando escono, difficilmente esce solo carbonio, ma attorno a queste polveri ci sono tutta quanta una serie di inquinanti. C'è una questione chimico-fisica che si chiama adsorbimento, per cui praticamente attorno a queste polveri e anche dentro nei pori di queste polveri si possono annidare questi inquinanti e spesso chi respira un cocktail micidiale di PN10, cioè carbonio, più sostanze inquinanti. La presenza, diciamo così, di un ambiente umido come è la laguna di Venezia fa sì che queste polveri rimangono nel basso strato dell'atmosfera e quindi sono particolarmente pericolose per i bambini. Le grandi navi bruciano nafta. Questa nafta è purtroppo a medio-alto tenore di zolfo, cioè la percentuale di zolfo è intorno al 5,5%. Questa percentuale estremamente elevata, quando esce attraverso i camini, esce come anidride solforosa e anidride solforica, SO2 e SOX. La presenza dell'umidità e dell'acqua fa sì che questa anidride solforosa e solforica si trasformino in acido solforoso e acido solforico e sono particolarmente pericolosi e aggressivi con i monumenti, con i marmi. Venezia è una città estremamente, diciamo così, delicata, ha un ecosistema estremamente delicato, ricco di marmi e di pietre d'Istria, per cui la presenza di queste sostanze fa sì che vi sia una forte aggressione, le famose piogge acide, penso le avete sentite tutte, per cui i marmi vengono aggrediti. Alla fine della guerra Venezia è stata una delle prime città che ha adottato il metano al posto di altri tipi di riscaldamento, cioè è stato appositamente eliminato il carbone e le nafte per evitare, diciamo così, proprio il problema delle piogge acide. Adesso ritornare con questi motori marini è come ritornare indietro di 30-40 anni. Le grandi navi usano un carburante che contiene circa il 5,5% di zolfo, è definito MTZ, medio tenore di zolfo, mentre le macchine hanno una percentuale di zolfo inferiore allo 0,5%. Quindi già questa grossa differenza sarebbe un grosso vantaggio se le navi utilizzassero questi tipi di carburanti. Per ottenere quei bassi valori di zolfo bisogna ottenere, diciamo così, spingere ulteriormente la raffinazione e quindi tra l'altro avere anche maggiori scarti che dopo in qualche modo devono essere smaltiti, quindi questo è un forte costo aggiuntivo al gasolio di partenza. Venezia è la seconda città, la prima se non sbaglio è Torino, per inquinamento da polvere sottile. Tenete presente che mentre Torino è una città al centro della pianura padana, Venezia è una cosiddetta boundary line, per cui dovrebbe essere più pulita di altre città. Significa che le quantità di inquinamento sono estremamente elevate. Nel veneziano, nella zona di Porto Marghera, ci sono 6 centrali termoelettriche, di cui 2 a carbone. Queste centrali termoelettriche sono tuttora funzionanti, nonostante, e funzionano a pieno regime, nonostante che in questi anni, nell'arco di circa 20-25 anni, Porto Marghera si sia fortemente ridotto. Sono stati chiusi tutta una serie di impianti, quindi la richiesta di energia elettrica per quanto riguarda la chimica è stata fortemente ridotta. Nonostante questo, sono in programma altre 5 centrali, di cui 2 serviranno per il Mose. Mi sembra che sia un po' troppo.
oltretutto poi dicono che una nave immetta nell'aria delle polveri sottili tanto quanto all'incirca 14.000 automobili, no? E poi il comune parla delle targhe alterne al sabato e alla domenica, oltretutto, che forse sarà un po' per magari gli abitanti di Mestre e Marghera vogliono farli andare a piedi e così magari qua in porto, ecco come le vedete lì, le navi fumano a più non posso. E oltretutto anche il problema, secondo me, più che altro che per noi e per i nostri figli, sarà in un futuro e anche l'inquinamento elettromagnetico dovuto ai radar. Questi mostri tengono accesi 24 ore su 24, spengono bensì più grandi per far vedere che per legge li spengono, però i radar più piccolini restano in funzione ed è come se vivessimo in un forno a microonde. Io la televisione quando ci sono le grandi navi non la vedo tutto disturbato. Ma la televisione, dici tutti i canali? Il 99% dei canali sì. Vengono oscurati dalle frequenze o si vede male, tipo le onde, interferenze elettromagnetiche. Sì, esatto, esattamente. Perché sono i radar che producono questo? Penso di sì, sinceramente non sono informata su questo, però io so che è un grandissimo disagio come il 90% della zona. Guardi, non sto a dirle, io non vedo comunque la TV. E cominciano a tremarci le case, addirittura le finestre, i solai, i pavimenti, cominciano a fessurarsi e a creparsi. Addirittura i signori dell'autorità portuale avevano mandato dei ricercatori loro a misurare l'intensità delle vibrazioni e dopo averci contattato sono spariti, non si sono più fatti vedere e è andata a buca la misurazione e il monitoraggio delle vibrazioni. Recenti stime dell'ARPAV hanno calcolato che ci sono mediamente 1400 navi durante tutto l'arco dell'anno, più concentrate verso i periodi febbraio-ottobre e meno nel resto dell'anno. È stato calcolato che ogni nave inquina come 14.000 automobili nell'arco delle 24 ore. Tutto ciò è particolarmente grave per gli abitanti delle zone limitrofe come Santa Marta e Giudecca, Saccafisola, Dorsoduro. Ci sono delle soluzioni che potrebbero essere adottate anche nel breve periodo. Durante il Redentore si è dimostrato che lo spostamento degli attracchi è possibile. Infatti, in quel periodo, il ponte che occlude il canale della Giudecca impedisce il passaggio di questi traghetti che comunque non interrompono il loro lavoro, attraccano nella terraferma industriale. Quindi anche questo provvedimento potrebbe essere adottato in via permanente e si avrebbe un duplice vantaggio, quella di far accorciare anzitutto il tragitto navale di questi traghetti, quindi con minore consumo di carburante e di inquinamento, ed evitare il transito di 220.000 veicoli all'anno sul Ponte della Libertà. La rivista Nuova Ecologia della Lega Ambiente, in una pubblicazione del novembre 2007, cita degli studi americani e tedeschi sulla causa di decessi nelle aree portuali nel 2002, pari a circa 60.000. Un'estrapolazione dello stesso dato per l'anno 2012 prevede un aumento di questi decessi del 40%. Ciò significa passare da 60.000 a circa 100.000 decessi all'anno per questa causa. Cioè non ce la facciamo più. Questo che posso garantirvi, parlo per tantissime persone che interagisce e parlo, abbiamo tutti lo stesso problema. Chi per una cosa o per l'altra Venezia sta scoppiando dal punto di vista abitativo, comunque per i veneziani, non bisogna niente per i veneziani, basta. Cioè, Non possiamo fare a meno di collegare queste riflessioni sulle grandi navi ad altre analoghe, immense follie, al Mose, ai volumi sempre più ingovernabili di acque avvelenate che allagano Mestre
e, scaricandosi in laguna, aggrediscono Venezia alle spalle. Alle progettate costruzioni nell'area lagunare di altre 5 centrali a gas e a carbone per la produzione di energia elettrica. Appare evidente che tutte queste malattie mortali di Venezia sono generate e collegate fra loro dal comune disegno di uno sviluppo insostenibile, tanto per la città storica quanto per quella di terraferma e per l'intero sistema lagunare. Ed è altrettanto chiaro che questo progetto non è figlio di un invincibile maligno astratto, ma di persone in carne ed ossa, di organismi istituzionali, di soggetti collettivi che compiono precise scelte culturali, urbanistiche, finanziarie, tecniche, imprenditoriali. Gian Antonio Stella li chiama casta, Roberto Saviano cosca. Agiscono tutti, di fatto, in accordo fra loro, al di fuori del metodo democratico. Noi preferiamo definirli oligarchi nani, incapaci di intendere e di volere il bene comune. Sono loro che suicidano Venezia e c'è un solo modo per salvarla. Chiamarli pacificamente ma implacabilmente uno a uno a render ragione delle loro voraci follie e revocare subito agli indegni le deleghe di potere che troppi veneziani distratti dai fuochi d'artificio di 1000 vacuità hanno ingenuamente depositato nelle loro mani. Se i veneziani non lo faranno prestissimo, i loro figli probabilmente non faranno in tempo nemmeno a domandarsi dove erano, che facevano i miei genitori mentre lo sviluppo del tumore annullava in un batter di ciglio la sapienza e le mirabili costruzioni di 1000 anni di storia.